tutti questi scandali delle spese pazze che ormai siamo abituati a leggere sui giornali, ma com'è possibile che persone che percepiscono al mese dai 9.000 ai 12.000 euro netti vadano ancora a rubare soldi nostri, soldi pubblici, e a usarli nelle maniere più disparate che noi nemmeno conosciamo, perché questa cosa delle spese pazze è soltanto la punta dell'iceberg, c'è tutto anche un altro mondo che noi scopriremo finalmente, perché entreremo in regione e metteremo mano ai registri degli appalti, metteremo mano al bilancio, che è incomprensibile. Quello che hanno esposto nel sito web della regione è assolutamente incomprensibile, non si capisce niente. Guardiamo il documento delle consulenze e cosa leggiamo? Leggiamo consulenza all'ingegner tal dei tali, 100.000 euro per un anno. Sì, ma come sono stati usati i nostri soldi, i soldi dei nostri risparmi, i soldi delle nostre tasse? Non ce lo dicono, non sappiamo quali sono i risultati di queste ricerche strane, ma sapete che a volte, se andate a scartabellare, si trovano anche delle cose come ricerca del colibrì del Brasile, cioè con soldi nostri della regione Liguria, cose assolutamente inaccettabili. Noi oggi siamo qui perché vogliamo una Liguria più giusta, una Liguria della trasparenza, della legalità. Vogliamo togliere dalle mani di questi mostri di avidità che usano questo liberismo sfrenato, che stanno continuando a costruire, a cementificare centri commerciali che tolgono lavoro alle piccole e medie imprese, che non sono soltanto una parte importante della nostra economia, ma sono anche un valore culturale e territoriale, perché se ci sono piccole e medie imprese che sono dei presidi del territorio, se nelle strade ci sono i negozi, ci sono le librerie, se ci sono questi punti di ritrovo per noi cittadini, le strade rimangono vive. Invece così, con tutti questi centri commerciali che si inventano, che servono, ma in realtà sappiamo che da Genova, dalla Liguria, le persone scappano perché non c'è più lavoro e quindi non serve a niente continuare a costruire, poi anche costruiscono in zone esondabili. Se loro costruiscono i centri commerciali si desertifica tutta la zona limitrofa, perché i piccoli negozi, la piccola distribuzione, che è l'unica che funziona qui in Italia, non riesce a reggere il confronto, quindi chiudono, le strade si desertificano, inizia la microcriminalità, si svalutano gli immobili, e queste cose noi le sappiamo da oltre 40 anni, le hanno già studiate in America, ma continuano a venderci questa illusione dei grandi centri commerciali e della soluzione unica del cemento. Voi come vorrete porre rimedio al problema del dissesto idrogeologico? Cioè, ma reputate accettabile che ogni autunno noi rischiamo di morire per la strada perché non sono state prese le misure per la nostra sicurezza? Questi signori si inventano che la soluzione sia lo scolmatore, il mini scolmatore, altre opere che costano un sacco di soldi, e di nuovo non viene fatta l'analisi costi-benefici, quindi non sappiamo quando queste opere saranno effettivamente in funzione e potranno in qualche modo aiutarci per la nostra sicurezza. Ecco, quella è solo una parte, la soluzione ingegneristica è solo una parte. Quello che serve a metterci subito in sicurezza oggi, perché l'autunno ormai è quasi alle porte, è fare la manutenzione dei rivi a monte, a valle, ripulire i nostri fiumi e fare prevenzione nelle aree boschive, quindi curare la nostra terra, l'entroterra, riportare i terrazzamenti alla loro bellezza di un tempo, che porta anche turismo, che fa venire bello il nostro paesaggio. Ecco, queste misure bisogna dare incentivi, bisogna finanziare la possibilità di riqualificare il nostro territorio, e poi appunto dobbiamo fermare questa cementificazione e rinaturalizzare i nostri versanti, gli argini dei fiumi.
In effetti noi come Movimento 5 Stelle abbiamo pensato a una soluzione a questa classe politica, a questa classe dirigente che se ne infischia di quelli che sono i problemi delle persone, perché vive in un mondo parallelo di privilegi e si dimentica cosa significa dover arrivare alla fine del mese. Il Movimento 5 Stelle ha messo a punto due regole semplicissime. La prima è che chi entra dentro le istituzioni deve prestare un servizio civico, quindi entriamo nelle istituzioni a tempo, possiamo fare al massimo 2 mandati, questo significa che dopo torneremo ad essere semplici cittadini, torneremo nella società civile e questo ci motiva e ci spinge ad avere gli stessi identici interessi di tutti i cittadini. L'interesse di chiunque entra nelle istituzioni, far sì che la società in cui tornerà sia il posto migliore in cui andare. E poi c'è questo discorso che ci ha ricordato prima Sergio, che è un esempio unico nella storia mondiale, la storia mondiale, politici che restituiscono denaro ai cittadini. Anche noi per la Regione abbiamo preso l'impegno etico di restituire il nostro stipendio, che appunto, come dicevo prima, i consiglieri regionali, grande, è arrivato, grande Alessandro Di Battista, che oggi ci parlerà appunto di corruzione, il problema dilagante qui in Italia. E noi abbiamo preso questo impegno di percepire uno stipendio massimo di 2.500 euro e tutta la parte restante di restituirla alla cittadinanza, di metterla nel fondo per le piccole e medie imprese. Ma se andiamo al governo non c'è bisogno di fare questa cosa, lo stipendio lo tagliamo direttamente a tutti e facciamo dei veri tagli ai costi della politica. Mentre Dibba fa la sua intervista possiamo continuare a parlare di quello che serve per la nostra regione, perché adesso abbiamo parlato di tutte le cose, dei problemi che ci ha dato questa amministrazione incapace ed incompetenti. Allora, quello che manca in Regione Liguria è un piano territoriale regionale, perché una regione prima di tutto è un territorio, serve un piano paesaggistico, un piano urbanistico. Noi vogliamo convocare un'assemblea e chiamare a raccolta tutte le competenze, quindi le università, le associazioni di categoria, gli ordini del lavoro, i comitati, perché soltanto i cittadini conoscono realmente i problemi del territorio, e tutta la cittadinanza per studiare il nostro territorio e capire quali sono le funzioni ottimali di ciascuna realtà. Solo in questo modo possiamo rilanciare il turismo e motivare tutte le persone capaci, competenti, in gamba, che sono state umiliate per tutti questi anni di burlandismo. Noi vogliamo che al primo posto ci sia il merito, la competenza e l'efficienza. Andremo quindi a recuperare tutte le nostre competenze che sono state umiliate e calpestate e renderemo la voglia alle persone di lavorare in Liguria, faremo diventare un centro di bellezza, di paesaggio per il turismo. E poi abbiamo il vento, il sole, la terra, esatto, il lavoro, turismo. Il turismo qua dovrebbe essere il richiamo maggiore per il nostro lavoro, e le attività portuali, la portualità qui in Liguria. Beh, ragazzi, dobbiamo darci molto da fare, perché gli altri si sono dati da fare per distruggere tutto quello che c'era, tutti i servizi pubblici. Noi vogliamo che i servizi pubblici siano per i cittadini, per ridistribuire quello che noi dobbiamo dare con le tasse, per ridistribuire la ricchezza fra tutti i cittadini. Poi c'è un altro problema di competenza regionale, che è quello dell'edilizia scolastica. Abbiamo delle scuole dove i nostri figli, i nostri ragazzi vanno che cadono a pezzi. Chiamiamo il nostro grande mitico Alessandro. Ma dove mai avete
avete visto dei politici che restituiscono i soldi ai cittadini, politici che sono cittadini come noi siamo cittadinanza, questo non lo vogliono accettare. Quando andiamo ai confronti televisivi si stizziscono e dicono ma anche noi siamo cittadinanza, ma dove? Questa è classe dirigente stantia, degli imbullonati della politica che restano lì ancorati alle loro poltrone e non se ne vogliono andare a nessun costo. Abbiamo visto anche lo schifo che stanno facendo tra Lega e Forza Italia, cioè praticamente hanno fatto questo accordo, Salvini-Berlusconi, si sono svenduti la Liguria per farsi il favore su in Veneto. È questa per loro la politica, uno scambio di favori. Hanno messo via il loro candidato presidente che avevano già annunciato ufficialmente e che piaceva a tutti i cittadini del territorio e l'hanno sostituito con questo signor nessuno che non sa nemmeno dov'è Novi Ligure, non sa nemmeno la geografia della Liguria, ma è una vergogna. E qui si vede più che mai che questi signori non gli importa niente di amministrare una terra, di amministrare dei cittadini, ma solo dei loro interessi. Vieni Ale. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, buonasera a tutti. Che bello vedere così tante persone. Grazie. Grazie a tutti quanti, stiamo dando il massimo e stiamo in pista ed Alice entrerà, non sappiamo in quanti entreranno in regione, ma Alice entrerà e faremo anche lì chiarezza. Tu Alice ricordati quando entrerai di essere una dipendente del popolo ligure. Fai le cose per bene, tagliati lo stipendio, restituisci, perché guardate che tagliarsi lo stipendio non è come l'ha definita Floris quando sono andato in trasmissione, non mi ricordo, ho visto una frase... No, non mi ricordo, qualcuno se lo ricorda, c'è un lapsus freudiano, vabbè, intendeva dire un segnale così, insomma, un segnale, no? Qualcosa di importante. Considerate che io da quando sto in Parlamento tagliandomi lo stipendio ho restituito 128.000 euro e sono tanti, in 2 anni. Se lo facessero tutti ci starebbero centinaia di milioni di euro a sostegno, ecco, per sistemare il problema del dissesto idrogeologico in Liguria. Questo è il paese dove se piove ci scappa il morto, è drammatico, non possiamo continuare a votare gli stessi. Noi, se ci sono delle persone qui nuove che magari vedono un po' con scetticismo il Movimento 5 Stelle, che non siete convinti, qualcuno, qualche vostro amico, fateli capire che vogliamo una possibilità, anche noi vogliamo una possibilità, metteteci alla prova una volta, mettete alla prova queste persone, vogliamo governare. E lo vogliamo fare senza scendere a patti con i Burlando, gli Scaiola, le Paita, i Toti, questa gente qua, no? Si spalleggiano reciprocamente. È un sistema, è sempre lo stesso. Io mi rendo conto che sia difficile cambiare, ha paura di affidare qualcosa, la gestione della res pubblica, della cosa pubblica, delle persone nuove. Però guardate Luigi Di Maio, ha 28 anni e dirige l'Aula come un veterano e tutti riconoscono a lui una competenza, una capacità incredibile, non era mai entrato alla Camera dei Deputati. E a coloro che dicono che forse siamo certamente bravi all'opposizione, che siamo tosti, sappiate che il Movimento 5 Stelle in Italia già è al governo. Siamo al governo per esempio a Pomezia, dove recentemente il sindaco del Movimento 5 Stelle Fucci ha chiuso il bilancio e l'ha chiuso in attivo di 4 milioni di euro. E quando gli abbiamo detto ma come hai fatto, che ti sei inventato, lui ha risposto semplice: non ho rubato. Semplice. Questo paese lo cambiamo solo e esclusivamente se mettiamo delle persone nuove, oneste, non immischiate in un sistema nel posto giusto. Io vi faccio un esempio importante. L'altro ieri è stata bocciata dalla Corte Costituzionale parte della legge Fornero. Un anno fa circa il Movimento 5 Stelle alla Camera, al Senato, alle Camere riunite, ha fatto una battaglia importantissima contro l'elezione di un tal Luciano Violante alla Corte Costituzionale. Il Partito Democratico presentò questo candidato, Luciano Violante, quello, se vi ricordate, che in un famoso discorso alla Camera disse: Berlusconi, quando abbiamo governato noi non ti abbiamo fatto il conflitto di interesse, non ti abbiamo toccato le televisioni. Grazie. Le tue aziende sono raddoppiate di valore, noi non siamo dei tuoi nemici, e lo disse un leader del centro-sinistra a Berlusconi.
Abbiamo fatto una battaglia importante facendo capire che se avessero votato Luciano Violante noi avremmo davvero messo democraticamente a ferro e fuoco il Parlamento. Alla fine li abbiamo costretti, noi da opposizione, a fare degli altri nomi e ci presentarono una professoressa Sciarra, il nome venne dal PD. Noi abbiamo preso il nome di questa persona, abbiamo analizzato il suo curriculum e ci è piaciuta, però non decidiamo noi perché siamo portavoce, ci prendono in giro quando diciamo sceglie la rete. Abbiamo posto questo nome al giudizio. Le persone si sono informate sulla professoressa Sciarra, hanno valutato il suo curriculum, hanno capito che era una persona illustre e hanno votato sì. Quindi noi, dato che la rete si è espressa, abbiamo votato a favore della professoressa Sciarra in Parlamento e lei è diventata membro della Corte Costituzionale. Ebbene, è lei che 2 giorni fa ha redatto la relazione, quindi è stata la relatrice di una storica sentenza che bocciava la legge Fornero e che dovrà obbligare il governo italiano a risarcire migliaia e migliaia di pensionati che ci hanno rimesso quattrini, perché quello faceva parte di una legge montiana, di un decreto, il famoso Salva Italia, perché queste merde, perché di questo si tratta, salvano l'Italia solo sulla pelle dei più deboli. Solo sulla pelle dei più deboli. Il Movimento 5 Stelle, vi invitiamo tutti quanti, il 9 maggio farà una marcia da Perugia ad Assisi, una bellissima marcia. Noi questo siamo, non c'è un poliziotto, non c'è un carabiniere stasera. Se viene Salvini a Genova viene l'esercito, perché è un casino. Guardate noi, non c'è scorta. A me un attivista mi ha portato da Milano, mi ha fatto sbagliare pure strada allo stadio Marassi, che era tutto bloccato. Sono arrivato per quello in ritardo. C'ho la valigia a casa sua, in macchina sua, speriamo che sia un attivista, perché c'ho tutti i segreti di Napolitano dentro. Ma ha prestato la felpa, io francamente non mi vesto così. È così, il movimento è questo. Siamo questo. Senza scorta, tagliarci i soldi, mettere le persone giuste. E oggi ci stiamo noi, ci sta Sergio Battelli, ci sta Valente, che combattono anche loro tantissimi in Commissione Cultura. E domani ci starà qualcuno di voi qui che è in piazza stasera ad ascoltarci e starà in Parlamento, perché noi massimo 2 legislature andremo via. La Lice entrerà e dopo di lei entrerà qualcun altro. Questo è il concetto. Il movimento è un passaggio di testimone. Oggi lo stiamo portando noi, magari qualcuno è conosciuto, no? Che va in televisione, ma tra l'altro questa roba conta poco. E domani qualcun altro di voi che sta qui stasera in piazza porterà questo testimone e porterà avanti delle idee. Siamo delle idee, come il reddito di cittadinanza, vi dicevo. È importantissimo capire questo concetto. Io dopo 2 anni ho compreso il fatto che non vogliono approvare delle misure a sostegno dei più poveri, delle persone maggiormente in difficoltà, perché al sistema, ad una casta di potenti, di persone. Sì, non cado, non ti preoccupare. Io sono abituato sempre a stare sul cornicione. Ad una casta del genere occorrono i poveri, gli servono. L'opulenza più oscena ha bisogno della povertà più tragica per andare avanti, vanno a braccetto, perché se non ci fossero 9 milioni di poveri non ci sarebbe il voto di scambio in Italia, non ci sarebbe gente disposta a vendere il proprio voto per un pacco di riso, per un buono benzina, per un buono della spesa. Queste cose io l'ho viste con i miei occhi in Guatemala, dove le popolazioni indigene vendevano il loro voto, le più disinformate, le più ignoranti proprio perché non avevano studiato, e le più povere, e questo c'è anche in Italia. Ci lucrano sui poveri, gli servono i poveri sono utili, gli serve l'ignoranza è il loro migliore alleato, la disinformazione è il loro migliore alleato. La disinformazione è il loro migliore alleato, la alimentano quotidianamente, distogliendoci dalle cose importanti con notizie assolutamente buttate là, se ne parla 24 ore e si dimenticano. E questo è il concetto, ci vogliono ignoranti, perché un popolo ignorante è un popolo suddito, e ci vogliono poveri, perché un popolo di poveri è un popolo che si vende i voti, che arriva il criminale della mala, dell''ndrangheta, eppure voi siete pieni di 'ndrangheta qui in Liguria, e gli vende il proprio voto in cambio non più di un posto di lavoro, magari di una promessa del ricovero di una propria parente, perché questa sanità pubblica, spesso in mano a delinquenti, e non parlo dei medici ma magari di altissimi dirigenti, ti garantisce un posto letto solo se conosci qualcuno. Questo è accettabile nel 2015 in un paese normale, in un paese sovrano. Per quello la battaglia del reddito di cittadinanza è fondamentale, glielo spezziamo questo legame vergognoso, osceno tra gruppi criminali appunto e povera gente. È così, hanno bisogno della povertà, li serviamo poveri, li serviamo
siamo ignoranti a questo sistema e appena ti ribelli arriva la macchina del fango, appena accendi il cervello arriva una macchina del fango. Questo dobbiamo fare, insistere con le piazze, andiamo anche in televisione, però la rivoluzione la facciamo parlando e convincendo uno scettico. È pieno di gente, un mucchio di gente, anche qui in Liguria, del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa. Un mucchio di gente del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa. Ci dobbiamo parlare, li dobbiamo convincere, facendo vedere quello che abbiamo fatto in Parlamento. Io ci credo tantissimo, perché banalmente noi siamo oggi 1500 eletti nelle istituzioni in Italia. Come dice che lui è del Movimento 5 Stelle ancora non lo sa? Guarda, stai in minoranza qua, di che sei diventato del Movimento 5 Stelle. Lo sei? Eri piddino? Vi riconosco, ormai vi riconosco tutti dalle facce. Se ne può uscire, credimi, se ne può uscire. Anche tu ce la puoi fare. Accarezzateli la testa che viene anche bene lì. E così io ci credo tanto, vi dicevo che 1500 eletti in tutta Italia, significa banalmente che a questo sistema di partiti, a questa partitocrazia, gli abbiamo tolto 1500 posti di lavoro per loro. Tra l'altro a cittadino conviene se entra uno del movimento, perché appunto ci tagliamo lo stipendio e lo restituiamo, quindi anche dal punto di vista economico conviene moltissimo. Ma gli abbiamo tolto dei posti. Prima loro potevano contare, quanti consiglieri, non ti faccio questa domanda perché se rispondi male poi andiamo sul secolo XIX. Allora, diciamo qua... Ipotizziamo 30 consiglieri regionali in una regione X. Prima erano tutti appannaggio esclusivamente dei partiti, destra e sinistra, e poi fanno finta di litigare in televisione e poi io li vedo, si fanno il prosecchino, la buvetta. Mi hai insultato bene tu in TV, ma no, ma tu sei stato più bravo. Fanno così. A me Lupi, io gli ho fatto un discorso a Lupi durissimo, abbiamo costretto un ministro indegno alle dimissioni e questo è stato un altro grande successo del Movimento 5 Stelle. Io gli ho fatto un discorso durissimo, ci credevo, lui lì batteva, lui lì che mi riattaccava. Il giorno dopo che si è dimesso, mi incontra, ciao, bel discorso. Ma come bel discorso? È vero, dove sta Battelli, Valerio? Sono democristiani nell'anima, ci abituati. È vero o no che fanno così? Sorrisoni, sei stato bravissimo ieri ad attaccarmi, ma guarda che io quelle parole le penso sul serio, se mo le pensi sul serio, sì, mentre loro sono abituati, no, in televisione PD, PDL, mi diceva prima il giornalista del secolo XIX che Paita e Toti si rimpallano a vicenda, no, a noi neanche ci nominano, e si fanno autopubblicità tra di loro, no? Perché vogliono far credere al popolo ligure che ci sono soltanto loro due, ma l'hanno sempre fatto, ci hanno provato pure a Parma e poi siamo entrati e abbiamo vinto, ci hanno provato nelle elezioni del 2013, abbiamo preso 9 milioni di voti e sarà sempre di più, ormai ci siamo inseriti, a Livorno anche, ma dovunque, ci siamo inseriti, non ce la faranno più, ci hanno provato in ogni modo, dicendo qualsiasi cosa, che eravamo fascisti, comunisti, squadristi, terroristi, bolscevichi, populisti, potenziali stupratori, eversori, qualsiasi cosa, perché non sono abituati ad un popolo informato e sovrano, non sono abituati. Eppure siamo ancora qua e c'è tanta gente questa sera a Genova e non c'è Beppe Grillo, e guardate che questa è la più grande soddisfazione per Beppe, sapere che il movimento va avanti con le proprie gambe, che il movimento non necessita più soltanto di Beppe, ma perché il movimento sono idee che camminano, idee su gambe che camminano, e oggi c'è Alice qui e vi consiglio appunto di supportarla, di convincere delle persone a far capire al popolo ligure. Hanno governato gli altri, veramente, non si può rivotare quel sistema lì, quel sistema che ci ha ucciso la Liguria, un sistema che ha distrutto il lavoro, che ha permesso infiltrazioni criminali e infiltrazioni di acqua dovunque, una cementificazione selvaggia, una distruzione di una delle coste più belle del mondo. Qua parliamo di uno dei posti più belli del mondo. Non si può rivotare la stessa gente, veramente, e non credete alle balle dell'esperienza. Noi ci stiamo in Parlamento, fateci caso, i primi mesi si parlava di inesperienza, poi ci hanno attaccato sugli scontrini, quegli scontrini che hanno permesso la restituzione di milioni e milioni di euro, poi su qualcos'altro, non ci attaccano mai su un'idea, mai su una proposta di legge, mai su un voto, non c'è mai stato nessuno in 2 anni che ci ha detto qui avete sbagliato a votare, non esiste questo. Fateci caso, non ci attaccano mai su un voto. Ci mancherebbe che Repubblica, se l'avessi schiacciato Repubblica avrebbe scritto omicidio. Era una falena, una farfalla.
Esatto, grillini uccidono animali al centro di Genova. Sacrifici umani, sì, magari è così, no? Noi non accettano il grillismo, proprio ci detestano. È normale, no? Che un po', io non voglio generalizzare, ci sono bravi giornalisti e ci saranno bravi giornalisti anche al secolo XIX, però c'è un po' un vabbè, no. Il problema è un po' un sistema, uno è costretto anche a difendere un posto di lavoro, eppure sanno c'è un sistema complessivo che sa che quando noi andremo al governo ai giornali togliamo a tutti il finanziamento pubblico, Mediaset pagherà le tasse come qualsiasi televisione e dalla RAI toglieremo i partiti politici, è normale che ci fanno la guerra. Oggi abbiamo ricevuto il candidato sindaco di Bronte una lettera minatoria nei confronti di tutti i deputati, senatori del Movimento 5 Stelle, un proiettile. Io quando la mafia o minicchi della mafia ti mandano queste minacce, penso sempre che evidentemente stiamo facendo bene il nostro dovere. Io una volta feci un discorso in aula e si avvicinò un montiano alla fine e mi disse: però bel discorso, bravo. E io lì mi preoccupai invece moltissimo. Come bel discorso? Ti è piaciuto al montiano? Sì, sei stato bravo. Evidentemente l'ho scritto proprio male se ti è piaciuto. Così fu. I montiani, no? L'esperienza, quando si parlano di inesperti, che la Lice è inesperta, penso sempre ai montiani, a questi bocconiani che non ne hanno zeccata una e che hanno fatto la legge Fornero che la Consulta gli ha dichiarato incostituzionale, e il PD e Forza Italia che l'ha votata. E non credete alle balle di Salvini, vi prego, questi cambiano una faccia, ma la Lega è il partito che si è comprato con i soldi nostri diamanti e lingotti d'oro in Tanzania, dai negri come li chiamano loro li chiamano i negri, però poi gli comprano coi soldi nostri diamanti e lingotti d'oro. La Lega è il partito che si è intascato 63 milioni di euro di rimborsi per l'editoria al proprio organo di informazione, la Padania, e sono riusciti a farlo fallire nonostante 63 milioni di euro. Cioè la Padania ci è costata negli ultimi 17 anni 9.800 euro al giorno. Al giorno. La Lega è il partito che difende gli esodati e poi si allea con chi? Con Forza Italia, che è il partito che ha votato la legge Fornero. La Lega è il partito che difende i lavoratori e Salvini non ha mai lavorato un giorno in vita sua, è in politica dal 1993, io ero al liceo, Salvini già viveva con i soldi pubblici, dal 1993. Fanno in questo modo, mettono facce nuove, tentano di fregarci appunto con le frodi semantiche, le chiamava Beppe, è verissimo, cambiano il nome alle cose per farcele digerire, gli inceneritori diventano termovalorizzatori, l'IMU diventa Tasi, il Porcellum diventa Italicum, fanno in questo modo, le guerre di invasioni diventano missioni di pace e Berlusconi diventa Renzi, cambiano il nome ma sono le stesse identiche cose, fanno così, no? È nuovo. È così, ci stiamo, noi lo sappiamo, possiamo fare una cosa, raccontarlo attraverso la rete. Io recentemente ho fatto un intervento a Renzi e grazie alla condivisione di tutti, magari tante persone qui l'hanno condiviso, è stato visto da milioni di persone in rete, a costo zero, senza intermediari, perché il Movimento 5 Stelle, non mi stancherò mai di dirlo, serve, e concludo Alice, perché devo stringere, no? A rompere con gli intermediari. Guardate che tutta lì, intermediare è sempre un modo di esercizio del potere drammatico. Io faccio sempre l'esempio perché ho vissuto appunto 2 anni in Guatemala, dove ci sono questi intermediari, i coyotes li chiamano, cioè sono i compratori, non il compratore finale, gli intermediari che fanno cartello e comprano dai contadini che producono mais, il mais a prezzo bassissimo e gli impongono un prezzo bassissimo. Il contadino è costretto a vendere quel prodotto, altrimenti il raccolto si distrugge, si guasta. Poi questi intermediari vanno dal consumatore finale e impongono un prezzo molto alto e il consumatore finale nelle città o compra a quel prezzo alto oppure muore di fame perché non può produrre, perché le città anche in America Latina sono tutte cementificate. Quindi il grande potere di denaro e di guadagno si focalizza all'interno dell'intermediazione. Pensate quanto intermediare sia un esercizio importantissimo del potere. Per questo nasce il Movimento 5 Stelle, per questo ci siete voi che state riprendendo con i cellulari, perché queste riprese con i cellulari in fondo è una rottura dell'intermediazione, perché voi metterete le immagini di questa sera in internet e la rete è una cosa incredibile, è eterna.
Mentre i giornali spesso servono per foderare le pattumiere del giorno successivo, la rete è eterna. Questa immagine di stasera andrà in rete per sempre e le persone si creeranno un'opinione di Alice Salvatore, valuteranno se è brava o non brava e starà lì. Il cittadino di suo, senza intermediari, valuterà. La stessa cosa l'abbiamo fatta con il movimento, candidando delle persone che vengono decise in rete, e sarà sempre di più così. Beppe non conosceva nessuno di noi che è entrato in Parlamento, nessuno. Abbiamo rotto l'intermediazione del partito politico, cioè il partito che è quell'organizzazione che appunto fa da intermediari tra istituzioni e i cittadini sono entrati direttamente nelle istituzioni, e così lo vogliamo fare dal punto di vista alimentare, rompere con gli intermediari e impostare una società sul consumo utile, sul chilometro zero, sul mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia. È questa la società di domani. Autoproduzione, questa è la società di domani. Turismo ed enogastronomia, questo paese deve vivere solo di questo, non di acciaio, di petrolio nel 2015. L'idea è proprio questa, costruire poco a poco, ci vorranno 40 anni, ok, però costruire una società post-petrolifera, perché la società della pietra è finita mica perché sono finite le pietre, perché la mente umana si è evoluta, eppure la società petrolifera finirà non quando finirà il petrolio, quando ci renderemo conto che occorre disegnare un'altra società. Per far questo occorre tempo, non possiamo morire di fame, e per quello c'è il reddito di cittadinanza. Tutti i punti del programma del movimento sono collegati, stiamo disegnando una società nuova, alcune persone hanno paura, altre sono disinteressate, come quelle 3 ragazze che stanno lì, camminano, dicono che stanno facendo questo, non lo sanno che hanno 33.000 euro a testa di debito pubblico sulle spalle, quelle 3 ragazze. Adesso andranno al bar e saranno un po' più di debito. È così. Glielo dobbiamo andare a raccontare noi, dobbiamo essere accoglienti, senza dire tu hai votato PD, Forza Italia, no, accoglienti, perché tutti noi che stiamo qui stasera abbiamo votato una volta al PD, una volta Forza Italia, magari qualcuno, una volta Berlusconi. Chi hai votato tu prima? Per Rifondazione Comunista? T'ho pizzicato. Compagna, non votavi? Comunque qualcuno di noi avrà votato, no? Io il PD lo votai una volta, pensavo, se mi fregò, a me mi fregò. Io pensavo che l'antiberlusconismo fosse un valore costituzionale, tra l'altro io inserirei l'antiberlusconismo in Costituzione. Poi mi sono reso conto in 2 anni in Parlamento che non c'è nulla di peggiore della falsa sinistra che fa le cose più porcate della destra, però fa finta di essere quella buona. Mai l'avrei pensato io. Infatti dissi che il PD era peggio del PDL, la Boldrini mi disse non offenda. Famosa quella lì. Se dite il PD è peggio di Forza Italia, il copyright è mio, quello lì mi dispiace. Testimoni tutti. Io vi ringrazio, andate a raccontare queste cose, diffondiamo le informazioni, ce la faremo, Alice entrerà e tirerà fuori carte, farà denunce, e guardate che hanno esito. Nell'ordinanza di arresto di Incalza, di quel sistema lì criminale, che hanno arrestato varie persone, è citata, scritta nero su bianco, un'interrogazione parlamentare a prima firma di Michele Dell'Orco, un collega del Movimento 5 Stelle alla Commissione Trasporti, che 9 mesi prima aveva fatto appunto un'interpellanza urgente in Parlamento sul caso Incalza. Siamo stati derisi, nessun mezzo di comunicazione ci si è affilato, e dopo 9 mesi Incalza l'hanno arrestato, e nell'ordinanza di arresto c'è citata l'interrogazione di un mio collega. Queste sono soddisfazioni, non perché siamo manettari, per l'amor di Dio, anzi pensiamo anche lì che il welfare, che intervenire sulla povertà, contro la povertà, ridurrà anche i reati, che le carceri si svuoteranno non con i decreti svuota carceri che magari mettono dei delinquenti in strada, cosa che fa il Partito Democratico, ma riducendo la povertà, intervenendo sullo stato sociale. E anche le spese sanitarie, che qui sono un problema, credetemi, si riducono con interventi sullo stato sociale. Il povero si ammala di più perché mangia più merda, perché vive una vita peggiore, quindi più ci sono i poveri, più paradossalmente c'è anche il sistema sanitario complessivo che costa di più alle casse dello Stato. Il povero si ammala più di cancro, e chiunque ha purtroppo un parente purtroppo in famiglia che si è ammalato di cancro. E pensate, il Parlamento della Repubblica si occupa di istituire giornate della memoria a sostegno delle vittime dell'immigrazione, non parla mai del cancro. Poi le vittime dell'immigrazione che muoiono ogni giorno con fare le giornate della memoria. Il Parlamento della Repubblica, che Di Maio ha calcolato che costa ai cittadini 240.000 euro all'ora,
fa leggi per istituire giornate della memoria e mai si occupa del cancro, perché questi sono problemi seri, di come vivono gli anziani, al di là delle pensioni che sono vergognose, ma proprio il modo in cui vivono gli anziani, che sono trattati come pezze da buttare, senza alcun utilizzo per la società, quando gli anziani sono delle persone estremamente importanti per la società. Sono davvero la saggezza che portano avanti, vanno soltanto ascoltati. Vanno accarezzate le persone anziane, vanno positivamente sfruttate per cambiare una società, perché hanno un bagaglio di saggezza incredibile, incredibile. Lo dico perché non si parla di queste cose in Parlamento. Io pensavo che il Parlamento parlasse dei problemi reali dei cittadini, invece oggi si divide, il Partito Democratico fa finta di dividersi sulla legge elettorale, cioè su fondamentalmente le regole per continuare ad essere eletti. Ma è una cosa accettabile che in un momento così, che la gente muore di fame, si litighino esclusivamente, anzi fanno finta di litigare solo sulla legge elettorale, ovvero sulle regole per continuare a tenere quei loro deretani flaccidi sulle poltrone di potere, perché poi sono molto flaccidi. Non è accettabile. Io vi dico di avere fiducia, di sostenere il gruppo del Movimento 5 Stelle Liguria, di darci una mano, perché manca un mese, e un mese ognuno può adottare degli indecisi, degli scettici. Concentratevi sulle persone che dicono ma sono tutti uguali. Non sono tutti uguali. C'è una forza di incensurati che si taglia gli stipendi, che si becca minacce, pure velate o meno velate come oggi dalla mafia con qualche proiettile, che lotta, che denuncia, che lavora, che spende tempo, che sacrifica anche le proprie relazioni per venire e girare tutta Italia, no? Il sabato e la domenica. E non è che io sono qui o Sergio o Simone a prendere voti, noi siamo già stati eletti in Parlamento, potremmo stare ai ristorantini della Roma, della dolce vita romana, invece veniamo qua perché ci crediamo, perché vogliamo un paese fondamentalmente normale, vogliamo un paese normale, un paese dove i cittadini possano comandare e i governi ubbidire, dove le istituzioni temono i cittadini e non deve succedere il contrario, dove le forze dell'ordine devono difendere i cittadini dai ladri e non i ladri dai cittadini, perché questo purtroppo fanno molte forze dell'ordine, difendono i ladri da noi. È così, è incredibile. C'è la scorta a Berlusconi, gliela paghiamo noi la scorta. È incredibile, incredibile. Io vi ringrazio. Vi dico di andare oltre, non credere più alle ideologie, destra e sinistra sono categorie dell'800, sono morte. Andiamo avanti, davvero oltre, andiamo avanti, sosteniamo Alice Salvatore, che ce la facciamo. Vi ringrazio, viva il Movimento 5 Stelle, viva il popolo sovrano. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ah sì, Marchetta. Una cosa, scusate, questi sono i nostri rimborsi elettorali. La settimana scorsa siamo andati a fare i camerieri in una pizzeria, in 2 pizzerie a Napoli. Sapete che grazie a quell'attività, tra l'altro vera, perché io ho finito di sparecchiare l'ultimo tavolo alle 2:15 di notte, tra l'altro ci avevo preso gusto alla fine, ho fatto pure molta mancia, e in un'unica sera abbiamo raccolto il denaro necessario per autofinanziarci la campagna elettorale di tutta la Campania. Che significa questo? Che non c'era un finanziatore, grande finanziatore, che ha dato quattrini come la paita, uno solo che poi chiede qualcosa in cambio quando entreranno questi politici. Avevamo invece migliaia di campani fuori, sotto la pioggia, pronti a darci un sostegno che nel loro caso era di 5 euro a testa, perché pizza e birra costava 15 euro, 10 euro per le spese e 5 euro andavano al movimento. Questo significa che noi quando entriamo nelle istituzioni non abbiamo un padrone, anzi abbiamo un padrone, il popolo italiano che ci ha finanziato la campagna elettorale. Non abbiamo una persona che dice io ti ho dato i soldi, quindi mi devi far passare questo emendamento, come i lobbisti che infestano il Parlamento della Repubblica. Io faccio sempre l'esempio della campagna elettorale del 2006, se non sbaglio, in cui Riva dell'Ilva finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, legalmente. A Berlusconi diede 240.000 euro, a Bersani 98.000 euro. L'idea dell'ingegner Riva non era speriamo che vinca uno e l'altro, non gli interessava. Chi vince vince, l'essenziale è che quando vince si ricorda di me, come faceva un po' Don Vito Corleone, ricordati che ti ho fatto un favore.
Vi ricordate? Diceva, ricordati che ti ho fatto un favore. È così che si comportano queste lobby, finanziano le campagne elettorali e poi automaticamente il politico che entra, il politico è come se fosse imprigionato. Avrebbe magari anche il desiderio di fare delle cose utili alla collettività, ma non le può fare perché deve restituire il favore di chi gli ha finanziato la campagna elettorale. Per cui il bussolotto che sta andando adesso, che sta dov'è il bus? Scusate, dov'è? Ho fatto tutta sta marchetta. Alice, il bussolotto, dov'è? Il bussolotto. Il bussolotto, fate passare questo bussolotto, che noi siamo questo. Noi siamo mamma mia, vuoto? Troppi sono, troppi, grazie. Qualche spiccio a testa consente a noi, quando entriamo all'Alice, di essere fondamentalmente libera e sovrana, perché gli abbiamo pagato tutti noi con 20 centesimi a testa, bastano quelli, la campagna elettorale con 20 centesimi a testa, è incredibile, questo, la colletta è il gesto più rivoluzionario che si possa fare, perché spezza il legame tra un movimento politico e le lobby, è incredibile, buono come spot.